Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta, un'ora e mezza che trascorreremo assieme con tutte le ultime notizie dal Veneto e con tanti collegamenti in diretta dal territorio. A partire da quello con cui apriamo questa edizione andiamo a Mussolente, in provincia di Vicenza, nel Bassanese, dove c'è stata una serie di furti a raffica in abitazioni e ci colleghiamo in diretta con Vanessa Banzato che si trova sul posto per fare un primo bilancio di questo raid. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Filippo, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo in via Generale Giardino a Casoni di Mussolente, dove l'altra notte davvero i ladri hanno fatto la razzia un po' in tutte le case, le villette della strada. In alcuni episodi sono riusciti a entrare, in altri hanno soltanto fatto una sorta di sopralluogo dell'esterno delle abitazioni. Con me Carlo Orso, che si è trovato praticamente faccia a faccia con i malviventi, anzi con un malvivente nello specifico, che è entrato nella sua camera da letto. Ci vuole raccontare cosa è successo? Mi sono accorto che delle luci che viaggiavano di fronte qua al corridoio, la prima, poi la seconda sono venuti nella porta della camera e hanno girato la luce del cellulare e hanno preso il portafoglio e ho cominciato a gridare e là sono fuggiti. Da dove sono entrati? Dalla finestra del bagno. Andiamo a vedere allora, perché appunto in questa occasione sono riusciti a entrare da una finestra attirando su la tapparella e approfittando tra l'altro del fatto che con queste temperature decisamente elevate la gente magari cerca di trovare un po' di refrigerio lasciando le tapparelle un po' alzate, i balconi non del tutto chiusi, e loro ovviamente sanno benissimo come muoversi. La finestra è questa? Questa è la finestra. Hanno messo due pezzi di mulietta, stendi biancheria, una qua e una di qua perché non venga giù. Hanno preso i secchi che c'erano dentro di indumenti sporchi, li hanno messi qua fuori, preso la sedia e sono saliti e entrati. E lei se li è trovati in camera? Io me lo sono trovato in camera. Avevano portato fuori le borse che c'erano nell'attaccapanni della moglie e messe là per terra, hanno tirato fuori e non hanno trovato niente e purtroppo sono venuti su. Quanta paura ha avuto? Abbastanza, perché trovarti una luce improvvisa davanti agli occhi e prendi paura. Lei ha subito denunciato l'episodio, ha subito chiamato la polizia nello specifico? Quando sono venuto giù sono andato in cerca del cellulare perché non lo vedevo e ho chiamato la polizia, è venuta su qua dopo 10 minuti, quarto d'ora è arrivata e poi ha fatto il giro, è stata qua fino alle 3 e mezza. Quando alle 3 e mezza è tornata indietro mi ha portato indietro il portafoglio con tutti che avevano ritrovato qua a 500 metri più avanti. Soldi erano spariti? I soldi, 40 euro che c'erano dentro, sono spariti. Per i soldi non mi importa neanche, ma mi interessava tutti i documenti, bancomat, tutto quello che c'erano dentro. Certo, che adesso insomma pensare che abbiano così facilità ad entrare, la cosa preoccupa tanto. Preoccupa di più, logico che preoccupa adesso. Già entrati non è la prima volta che sono venuti qua da me, perché da anni che sono entrati ancora, ma purtroppo. Tra l'altro ci sono diverse immagini che sono state riprese dalle telecamere delle videosorveglianze private che hanno le varie abitazioni lungo tutta la via e si vedono chiaramente tre soggetti che stanno proprio cercando di capire che cosa. Veramente tranquilli, sono tranquillissimi, non hanno problemi. E questo forse fa ancora più paura. Sono andati ancora a rubare qua più avanti, vicino alla palestra, che hanno trovato un altro a cambiare la serratura della porta perché l'hanno rotta. Pare abbiano iniziato da via Mazzini, poi abbiano tagliato una recinzione per attraverso i campi, portarsi verso via Generale Giardino, e qui sono andati proprio. Sono andati su qua verso Sant'Antonio e hanno fatto il giro magari sopra e è andato a fare il resto. Senta, cosa servirebbe di più? Di più
I controlli passano qua perché li vedo spesso i vigili, i carabinieri passare, sì. Ma c'è poco da fare. Quando si sospende le luci della strada loro entrano in azione e basta. Che dalla mezzanotte in poi, dalle 2 in poi di notte, e loro lo sapevano benissimo questo perché hanno agito dalle 2:30 in poi, l'illuminazione pubblica viene appunto spenta. Si spegne e quindi loro sono tranquilli, più tranquilli. C'è tutto buio. Le macchine ne passano poche, di sabato sera ancora ne passano diverse. Però adesso incomincia il caldo, la gente va via, va a fare 2 giorni in montagna o al mare per stare un po' più tranquilli. E ne approfittano per tutto questo. E purtroppo questo è l'esito. Abbiamo sentito anche altre persone, infatti, che dalle telecamere si sono accorte che i malviventi, 3 malviventi che hanno appunto colpito l'intera zona, facevano questi sopralluoghi, e di conseguenza adesso senz'altro le forze dell'ordine avranno diverso materiale per poterli rintracciare, e i carabinieri, a cui sono state esporte le varie denunce dalle persone coinvolte, stanno seguendo, carabinieri e polizia stanno adesso seguendo le indagini per riuscire a rintracciare i malviventi. Per il momento, Filippo, da Casoni di Mussolente, tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato in collegamento da Casoni di Mussolente in provincia di Vicenza, nel Bassanese, per l'esattezza, con la collaborazione tecnica di Edoardo Paris. Noi adesso cambiamo provincia, cambiamo anche argomento e purtroppo parliamo di uno schianto mortale che è avvenuto nella notte tra un'auto e una moto lungo la provinciale 57. Siamo in comune di Fossalta di Piave. Nell'impatto 2 centauri hanno perso la vita. Ci colleghiamo in diretta con Marta Zatta che si trova per noi sul posto. Buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, quella che vi raccontiamo è l'ennesima tragedia avvenuta lungo la strada. Perdere la vita un uomo e una donna residenti nella provincia di Brescia, rispettivamente di 66 e 59 anni. Hanno perso la vita in sella alla loro moto. Vedete dalle immagini di Nicoletta Rizzetto ancora sull'asfalto i segni della tragedia avvenuta ieri sera attorno a mezzanotte. La moto si è scontrata frontalmente con un'auto che proveniva dalla provincia di Treviso. A bordo dell'abitacolo 2 giovani residenti nella provincia di Spresiano. Una tragedia appunto avvenuta, lo abbiamo detto, ieri sera. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del SUE, ma anche con l'elisoccorso. Purtroppo però il loro intervento è stato inutile perché l'uomo e la donna sono morti sul colpo. Al momento non è chiara l'esatta dinamica dello schianto. Sappiamo solo che la moto proveniva da Venezia, mentre l'auto dalla provincia di Treviso. Ora i carabinieri di San Donà di Piave stanno conducendo tutti il lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di questo tragico schianto. Parlando anche prima con i residenti della zona, ci hanno raccontato di un tratto stradale veramente pericoloso dove purtroppo si corre davvero molto, e infatti lo vediamo anche in questo momento, stanno passando veramente le macchine a una velocità folle nonostante il limite di 50 km/h imposto dalla sindaco qualche tempo fa, appunto per evitare tragedie come queste, perché questo tratto stradale ha già fatto purtroppo delle vittime, e proprio i residenti di questa zona si lamentano appunto di questa situazione, perché anche tutte le volte che vogliono immettersi in questa strada hanno detto che fanno davvero fatica e hanno davvero paura della velocità delle macchine che percorrono questa arteria. Dicevamo appunto sono in fase di ricostruzione l'esatta dinamica di questo ennesimo terribile incidente mortale. Tutti gli aggiornamenti, Filippo, nelle edizioni serali del nostro telegiornale. Ti restituisco la linea. Marta Zatta in collegamento in diretta.
diretta con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Ci sono stati altri incidenti, per esempio uno è venuto a Piovene Rocchette attorno all'1:30, siamo quindi in provincia di Vicenza. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e andando ad impattare contro un albero. A seguito del violento urto il veicolo ha preso fuoco. I due occupanti sono però riusciti ad abbandonare autonomamente l'auto prima che le fiamme la avvolgessero, rimanendo fortunatamente illesi. La squadra dei vigili del fuoco di Schio è intervenuta estinguendo l'incendio e impedendo che le fiamme si propagassero all'albero e alla vegetazione che si trovava attorno. Sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi dell'incidente. Ed erano da poco passate le 8 di questa mattina quando i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in viale Brigata Marche al confine con il comune di Carbonera, dove un'automobile si era ribaltata finendo sulla fiancata distruggendo il palo della fermata dell'autobus MOM. All'arrivo sul posto i pompieri hanno subito lavorato per estrarre dalle lamiere il conducente, che è stato poi affidato alle cure del SUEM 118. Fortunatamente l'uomo non sarebbe in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area dell'incidente, mentre la polizia locale di Treviso eseguiva i rilievi di legge sulla dinamica. Inevitabili i disagi per il traffico di questo lunedì mattina, e disagi ce ne sono anche per il gran caldo che continua a colpire la nostra regione, ma insomma l'intero continente. Sono messi a dura prova anche i bambini che devono andare negli asili. A Selvazzano, qui siamo in provincia di Padova, cresce la preoccupazione per la situazione di un nido e una scuola dell'infanzia senza aria condizionata. Ci racconta tutto Valentina Visentina, che è in diretta con Federico Cibotto. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Selvazzano, sono qui con il sindaco Claudio Piron perché insomma in questi giorni, di queste giornate bollenti, chi è messo a dura prova sono anche i bambini che vanno negli asili che ancora sono aperti, soprattutto i nidi che garantiscono fino a luglio appunto la permanenza dei bambini a scuola, così come i centri estivi nelle scuole dell'infanzia. I genitori di un centro dell'infanzia Aquilone e del nido Pulcino qui a Selvazzano hanno portato insomma all'attenzione dell'amministrazione comunale ma anche della stampa la preoccupazione perché nei locali di queste due strutture le temperature sono elevatissime a causa di un impianto di abbassamento delle temperature di refrigerazione che non riesce a fare il suo lavoro, insomma a rendere adeguate le temperature per la permanenza dei bambini. Hanno allertato il sindaco, l'amministrazione comunale comunque ad aprile con una delibera aveva stanziato dei fondi per adeguare l'impianto di refrigeramento, ma come adesso ci racconterà il sindaco, insomma spesso i fondi comunali non sono subito immediati e quindi i lavori sono un po' non in ritardo, ma devono ancora partire, anche perché comunque bisogna anche farli in un momento in cui i bambini non sono a scuola. Sindaco, che risposte dare a questi genitori che sono ovviamente preoccupati? Beh, innanzitutto abbiamo immediatamente trovato le risorse per reperire alcuni condizionatori portatili da aggiungere a quelli che già ci sono nelle due scuole dell'infanzia e quindi anche nell'Aquilone. Proprio oggi, stamattina, è arrivato un ulteriore, come si dice volgarmente, pinguino per aiutare quelli che già ci sono in questa scuola. Nel frattempo abbiamo fatto una prima tranche di lavori perché c'è tutto un impianto di arieggiamento in questa scuola di tecnologia molto innovativa, ma che poi di fronte a queste situazioni non riesce a dare i risultati che tutti ci attendiamo. Quindi immagino che in agosto riusciremo, quando i bambini non ci sono, a completare i lavori per quello che volgarmente viene definito un impianto di climatizzazione, perché c'è bisogno di fare lavori pesanti che non si possono fare con i bambini a scuola. Stiamo facendo indagini anche nell'altra scuola, il Pulcino, per capire se sarà indispensabile anche su questa provvedere a ulteriori risorse e ad un impianto eventualmente anche in questa scuola che fino ad oggi, fino a quest'anno, non aveva mai dato problemi per quanto riguarda il microclima interno, però è davvero un caldo eccezionale. È vero che il cambiamento climatico sta producendo queste situazioni di allerta e quindi dobbiamo
dobbiamo assolutamente ricorrere ai rimedi, ma tengo a sottolineare che purtroppo è un tema di sistema. In Italia ho letto e sto studiando che su 50-60 mila edifici scolastici forse il 5% è adeguato ad ospitare gli alunni o gli allievi in queste giornate. Quindi è un tema che la Regione, le Regioni e i Ministeri devono assolutamente fare proprio, come stanno facendo altri paesi, perché ci vorrà un piano almeno decennale per mettere tutte le scuole nelle condizioni di accogliere in estate i ragazzini o i bambini. Infatti la riflessione è un po' più ampia sul fatto che sono le strutture scolastiche che sono inadeguate ad fronteggiare queste ondate di calore che arrivano sempre più ad inizio giugno, insomma in giorni in cui le scuole sono ancora aperte, anche per esempio banalmente per gli esami di maturità. Tanti ragazzi la scorsa settimana li hanno affrontati nel pieno dell'afa e del calore solo con dei ventilatori, quindi insomma anche voi sindaci chiedete aiuto per poter sistemare le scuole. Ma è inevitabile, ripeto, sono scuole che hanno 70-80 anni mediamente, sono scuole fatte con tecnologie non adeguate a quello che sta succedendo in questi anni. Se c'è 1,5 gradi, 2 gradi in più nel giro degli ultimi anni, è del tutto evidente che queste tecnologie costruttive non sono in grado di rispondere a giugno e a luglio, perché teniamo conto che sia gli asili nido, sia le scuole dell'infanzia, sia le scuole medie per tutti gli esami di terza media che ancora si stanno facendo in questi giorni anche nelle nostre scuole, e gli esami di maturità dicono di milioni di bambini e di giovani studenti che sono nelle scuole fino a luglio. È inevitabile chiedere, pretendere, esigere, e noi lo faremo anche con l'ANCI, quindi con l'Associazione dei Comuni, che ci sia un piano nazionale che preveda nel giro di pochi anni di mettere le scuole nelle condizioni di accogliere i ragazzi con 25-26 gradi e non oltre, altrimenti diventa difficile, se non impossibile, fare scuola. Grazie sindaco di Selvazzano, io restituisco la linea allo studio, vi lascio con altri effetti di questa notte di calore, ovvero il blackout che si è verificato ieri sera alla Guizza, che ha lasciato a buio il quartiere. Il servizio e la linea allo studio. Potrebbe essere l'incendio di questa cabina elettrica in via Pindemonte ad aver causato il vasto blackout che ha colpito il quartiere Guizza a Padova dalle 22 di ieri sera. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze in 2 diverse palazzine, hanno liberato altrettante persone rimaste intrappolate in ascensore, mentre in via Pindemonte hanno appunto spento un principio di incendio che si era sviluppato dalla cabina elettrica. Per mettere in sicurezza l'area, i tecnici di Enel hanno dovuto sganciare l'alimentazione alle cabine a monte, prolungando il buio per decine di famiglie. I disagi sono stati pesanti, oltre all'oscurità, il caldo della serata estiva, e per i residenti dei piani più alti anche l'acqua è venuta a mancare, con gli autoclave fermi per mancanza di corrente. Numerosi interventi nella giornata di ieri del soccorso alpino in montagna per infortuni durante le escursioni. Il più grave a Sovramonte, sul sentiero della che dalla Val Rosna porta sul Cismone, dove un uomo è scivolato sul ripido percorso cadendo sulla roccia sottostante dopo un volo di 7 metri e da lì è rimbalzato nel Greto. Gli amici che erano con lui lo hanno tratto in salvo. Nel frattempo erano arrivati anche i tecnici del soccorso alpino e i sanitari del SUEM di Pieve di Cadore, che hanno soccorso l'uomo, che ha riportato diversi traumi. Paura anche per una 38enne vicentina di Nove, precipitata con il suo parapendio su un albero e rimasta sospesa con la vela nel vuoto a 6 metri d'altezza. L'incidente è accaduto al 12° tornante della strada Cadorna-Borso del Grappa. Il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, insieme ai sanitari del SUEM Pedemontana Emergenza, ha raggiunto la donna rimasta illesa e una volta assicurata l'hanno riportata a terra, dove si è riunita agli amici che erano con lei. Aveva lasciato Milano per trovare lavoro nel Trevigiano Benamer Abdelhak, morto l'altro ieri nelle acque del Piave a San Biagio. Secondo gli amici non si sarebbe tuffato, mentre gli inquirenti parlano di malore da congestione. In arrivo sono arrivati i familiari del giovane dalla Francia.
Non si sarebbe tuffato, secondo gli amici, Benameur Abdelhak, 30 anni, ma si sarebbe immerso, forse, per trovare refrigerio in una delle giornate più torride nelle acque gelide del Piave dopo aver mangiato. Cenni d'aiuto e urla rivolte agli amici, ma nessun soccorso. Così raccontano chi era lì sulle sponde del fiume a Fagarè di San Biagio di Callalta nei tragici momenti in cui il trentenne di origine tunisina ha perso la vita. A poche ore dal fatto, gli amici e il fratello, raggiunti nella casa di Via Goito, raccontano che la famiglia, residente in Francia, è in arrivo per vegliare sulla sua salma. Saranno loro a decidere se il funerale del giovane sarà celebrato qui oppure all'estero. Benameur Abdelhak era originario di Sfax, in Tunisia, città storica che affaccia sul mar Mediterraneo. Abitava a Milano, ma era arrivato a San Biagio per visitare gli amici e poi rimanerci per cercare lavoro. Sui social nessuna foto, se non un ricordo di un'amica che gli rivolge una preghiera seguita dai tanti che lo conoscevano. Benameur ha perso la vita in acqua, nonostante nel Piave viga il divieto di balneazione, eppure in settimane dalle temperature roventi è sempre più popolato. È una cosa grande effettivamente, però con questo caldo sembra l'unica alternativa a una breve distanza qui a Treviso. Se non conoscono il Piave è inutile che poi diciamo il giorno dopo che c'è uno che muore, perché ovviamente non lo conosce. Non è il primo che muore sul Piave e per questo siamo molto attenti comunque. Diciamo che vedo tanta gente che fa vacanze alternative a costo zero. Questa è l'unica soluzione migliore. Per quanto riguarda la balneazione, difficilmente adesso si fa il bagno perché l'acqua ce n'è molto poca, però quella poca magari ti dà un po' di refrigerio e soprattutto, essendo nel letto del fiume, rispetto alla temperatura esterna ci sono 6-7 gradi di differenza. Rispetto alle code chilometriche che troviamo a Jesolo è l'alternativa valida. E dunque con queste temperature roventi il Piave viene sempre più preso d'assalto da chi cerca refrigerio, infrangendo divieti e incurante dei rischi. L'appello dei sindaci dei comuni rivieraschi affinché le autorità regionali intervengano per mettere in sicurezza la zona. Cordoglio per quanto è successo ieri, per Ben, per la sua famiglia, per l'ennesima tragedia che abbiamo vissuto e subito proprio per questo, perché sì, l'anno scorso abbiamo fatto dei tavoli che poi hanno smosso qualcosina quanto a controlli, ma in realtà siamo ancora appunto a capo quest'anno. Non usa mezzi termini il sindaco di Breda di Piave, uno dei comuni con il più alto tasso di affluenza di persone che si recano al Piave nei mesi estivi. Dopo anni di richieste d'aiuto alle autorità competenti e preposte, che vanno oltre alla possibilità dei singoli comuni di presidiare le zone interessate, il sindaco chiede che si intervenga in modo deciso, non tanto per limitare gli accessi, ma per fare in modo che le persone che arrivano sulle sponde del fiume siano in qualche modo controllate e informate sui rischi. È il momento di non essere più, per come la vedo io, politicamente corretti. È ora che tutti ci assumiamo le nostre responsabilità e non sto puntando il dito contro nessuno, lo punto prima verso me stesso, perché forse sono stato troppo pacato nei miei toni, adesso è ora di finirla. Mi assumo la responsabilità e tutti gli enti sovraordinati soprattutto devono assumersi la propria responsabilità. Basta vedere cosa c'è alle mie spalle, qui siamo a Saletto, un sacco di auto, un sacco di persone, incontrollato, ci sono i cartelli sì, ma non solo a balneazione eccetera, c'è il divieto di accesso eppure si entra, c'è il divieto di far fuoco eppure si va, non riusciamo a presidiare, è domenica, non abbiamo nemmeno personale, quindi o facciamo veramente qualcosa o continueremo a piangere persone. Però a questo punto qua dico che queste morti porteranno dei nomi e dei cognomi, anche il mio, come ho detto, non punto il dito contro nessuno ma contro tutti e prima di tutto verso me stesso. L'appello affinché una zona come quella a cui si accede da Via del Passo a Saletto diventi un luogo con pochi ma efficienti servizi, tra cui dei volantini consegnati al passaggio con l'auto in cui vengano segnalati rischi e divieti che vigono sulle rive. Nasce dunque dall'urgenza la collaborazione tra i sindaci dei comuni rivieraschi. Siamo nello stesso punto a distanza di un anno e sembra quasi che l'esperienza non insegni. Come amministrazioni stiamo ragionando su un asse comune trasversale che possa prendere tutti per dei cartelli di divieto di balneazione come richiesto, però ci deve essere un coordinamento che va al di sopra per poter dare un'immagine e una regola certa e trasversale su tutti i comuni.
Appelli che coinvolgono non solo il Piave, ma tutti i fiumi, torrenti e piccoli laghi del territorio. Nelle scorse ore si sono susseguiti i malori. Un ragazzo residente a Cimadolmo è stato colto da malore nel torrente Meduna a Tramonti di Sopra, Pordenone, dopo aver fatto il bagno. Primi ad arrivare sul posto i vigili del fuoco che hanno imbarellato il ragazzo nell'attesa dei soccorritori di Maniago del soccorso alpino, che non senza difficoltà hanno dovuto riattraversare il torrente e raggiungere la riva con il ferito. Il giovane è stato consegnato alle cure poi del personale sanitario, le sue condizioni attualmente restano gravi. Adesso ci spostiamo a Scorzè, dove continuano a tutto campo le indagini per rintracciare il responsabile, l'uomo che ha colpito con l'acido al volto e in parte del corpo una donna di 30 anni. Ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori, che si trova con il sindaco di Scorzè, Mestriner. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui appunto con il sindaco di Scorzè. Prima di dargli la parola vi voglio aggiornare sulle condizioni di questa ragazza di 32 anni che è ricoverata al centro Grandi Ustionati di Padova, è uscita dal reparto di terapia intensiva e sta meglio. Naturalmente avrà ancora un percorso medico da affrontare, ma non ha riportato gravi conseguenze. Quello che adesso preoccupa è il fatto che si stia cercando questa persona. I carabinieri, che hanno iniziato immediatamente le indagini, stanno indagando a 360 gradi per riuscire a rintracciarlo. C'è una descrizione di questa persona che è stata fornita sia dalla ragazza sia da alcuni testimoni. Non è molto alto, indossava anche un cappellino, quindi magari riconoscerlo al volto non è semplicissimo, ma i carabinieri stanno indagando. Allora, sindaco, si parlava anche poco fa del fatto che innanzitutto non bisogna creare allarmismo, perché innanzitutto i carabinieri, lo ripetiamo, stanno indagando e di conseguenza qualsiasi informazione errata o data fuori posto potrebbe anche intralciare le indagini. È vero che la vittima ha detto di non averlo riconosciuto, però non è nemmeno così automatico che non lo conoscesse, perché comunque era anche abbastanza mimetizzato anche da questo cappello che indossava, e in più erano circa le 21:30, quindi la luce non ha aiutato. Sì, è una situazione un po' complessa e che lascia comunque margini di preoccupazione, però effettivamente i carabinieri stanno indagando. Lei dichiara di non aver potuto riconoscerla per le modalità in cui è avvenuta l'aggressione, alle spalle, eccetera, 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 quindi non c'è motivo per ora di ragionare su un episodio di uno squilibrato che si mette a caso a fare qualcosa, e quindi bisogna stare ragionevolmente tranquilli e aspettare che ci siano tutte le indagini, capire effettivamente cosa può essere successo. L'altra cosa da evitare dall'altro punto di vista è quello di star qui a cercare elementi nella vita di questa ragazza che possano essere riconducibili. Queste cose le fanno gli investigatori, i carabinieri, tutta una serie di frasi, di discorsi, molti anche inventati sulla vita di questa ragazza, credo per rispetto e dignità debbano essere finiti qui, perché dobbiamo stare sempre molto attenti a non cercare addirittura di colpevolizzare chi ha ricevuto un danno come lei, quindi qualsiasi sia la questione, se anche ci fosse una qualche motivazione, non c'è nessuna motivazione per un'aggressione così brutale e così fastidiosa. Quindi rimaniamo in attesa che gli organi inquirenti facciano il loro lavoro, poi ci saranno tutte le riflessioni del caso. Nel frattempo l'unico modo che abbiamo per aiutare le indagini è quello di non alimentare polemiche, non alimentare voci che non sono controllate, e stare vicino alla famiglia, stare vicino a lei e sperare che dal punto di vista medico tutto prosegua per il meglio, perché ne avrà ancora per moltissimo tempo. Non è adesso
La notizia buona è che alcune cose importanti sono state escluse come danni permanenti, però sì, ce ne avrà ancora per moltissimo tempo perché è stata comunque un'aggressione seria e brutale. Ecco, sappiamo anche che questo personaggio ha proprio lanciato questa bottiglietta con questo liquido corrosivo che ancora non sappiamo esattamente se si trattasse di un acido o di qualcos'altro, e poi hanno proprio trovato questa bottiglietta e l'hanno raccolta e dunque esaminata. Sì, no, ma i carabinieri in questi giorni hanno fatto tantissime indagini, quindi sono stati sul posto, hanno sentito persone, hanno controllato tante robe, per cui insomma le cose stanno andando avanti. Non c'è ovviamente adesso la sicurezza che si riesca effettivamente a individuare la persona, però ci stanno lavorando e quindi lasciamoli lavorare. L'importante è, ripeto, parte la comprensibile curiosità, perché comunque l'episodio desta curiosità, la comprensibile apprensione per comunque un episodio di violenza così forte, però insomma manteniamo la calma e manteniamo anche, come dire, il rispetto dovuto alle persone coinvolte. Potrebbe essere anche questione di giorni. Sì, potrebbe essere questione di giorni. Qui effettivamente un po' l'esperienza ci dice che se non viene fuori nei prossimi 7-10 giorni le cose cominciano a complicarsi, però insomma vedremo. Ringrazio il sindaco Mestriner, qui da Scorzè è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e al sindaco Mestriner per questo collegamento in diretta. Sono attese almeno 2.500 persone alla fiaccolata di questa sera in ricordo di Alberto Fioretto e Don Francesco Andreoli, morti nel tragico incidente in Pedemontana giovedì mattina. Il funerale congiunto dovrebbe essere venerdì pomeriggio. Proprio nel giorno del patrono San Pietro, Schio si ferma per un altro momento di cordoglio dopo la morte di Don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto. La fiaccolata silenziosa si snoderà lungo le vie del centro, partendo alle 21 da Piazza Almerico da Schio, chiusa già dalle 20, e arrivando all'Oratorio Don Bosco, dove si terrà il momento conclusivo. Sentivamo la necessità di stare insieme, di trovare il modo per stringerci alle famiglie, per stringerci tra di noi, nella nostra comunità. E abbiamo pensato pertanto con la comunità salesiana e con la parrocchia di fare una fiaccolata in ricordo di Don Francesco e di Alberto, queste due persone meravigliose che hanno lasciato un grandissimo vuoto in noi e nelle nostre comunità. Sono pronte 2.500 candele, ma è probabile che la partecipazione sia anche più numerosa, così come è attesa nel giorno del funerale congiunto di Alberto e Don Francesco. La data più probabile è venerdì 3 nel tardo pomeriggio, quasi sicuramente al Pala Romare. Il lutto che da giovedì mattina ha investito Schio ha portato all'annullamento di tutti gli eventi legati alla festa patronale. La festa del patrono è il momento in cui una comunità si ritrova. Quest'anno Schio lo farà in modo diverso, con una fiaccolata, nel silenzio e nel rispetto, per far sentire a due famiglie l'abbraccio di un'intera città. Invitiamo tutti a partecipare con questo spirito, perché è proprio nei momenti più difficili che una comunità dimostra di essere tale. È un modo per stare insieme, è un modo per stringerci intorno alle famiglie, stringerci tra di noi, perché sentiamo forte questo vuoto e pensiamo che questa sia la maniera più opportuna, più giusta per ricordarli, tutti insieme. Inizia a chiarirsi anche la dinamica dell'incidente stradale di giovedì mattina a Malo, costato la vita a Don Francesco Andreoli e ad Alberto Fioretto. Ai nostri microfoni ha parlato il camionista che ha subito il tamponamento ed è stato testimone della tragedia. Ero lì, gli avevo detto di scendere, se riuscivo in qualche maniera a farli salvare mi sarebbe piaciuto, invece purtroppo non è stato così. È un rammarico che porterà sempre con sé Marco Turbian, autotrasportatore di Malo, coinvolto inizialmente in un piccolo incidente dopo il quale si è innescata la carambola mortale in cui hanno perso la vita Don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto. Avviene tutto in pochi istanti, verso le 9:30 di giovedì mattina. A un certo punto, a metà galleria, ho sentito un piccolo botto, come avessi preso una buca. Guardo dallo specchio e mi sono accorto che la macchina mi ha leggermente tamponato e in quel momento
ho visto la macchina, ha sbandato e si è fermata in corsia di sorpasso. Mi sono fermato in corsia di emergenza, ho acceso le 4 frecce, sono sceso, sono andato lì vicino, io in emergenza e l'auto in corsia di sorpasso, mentre che le auto purtroppo continuavano a passare e nessuno si fermava, e ho chiesto al conducente se stava bene e lui ha fatto un cenno col dito, mi ha detto sì, tutto a posto, è sceso, mi fa scusami, e io ho detto anche scusami di cosa, tanto il danno è veramente lieve. Nel frattempo in galleria il traffico continua a scorrere sull'unica corsia libera, quella di marcia, perché quella di sorpasso è occupata dall'automobile del giovane sacerdote salesiano, a quanto risulta con una ruota piegata e quindi non più manovrabile, e in emergenza c'è il mezzo pesante. Gli avevo fatto anche il cenno, poi lui è risalito in auto perché giustamente non so, forse cercava le carte per fare la costazione amichevole, non lo so, è risalito in auto, gli ho fatto anche il cenno poi di scendere perché era pericoloso, perché le auto continuavano a passare. Poi sono tornato in camion perché mi è venuto in mente che un mio collega stava arrivando, ho preso il telefono e l'ho avvisato, ho detto cerca di bloccare il traffico perché almeno creiamo dei rallentamenti. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo e poi si sa che è sopraggiunta un'altra auto, poi lì ovviamente ha colpito l'auto ferma e purtroppo non c'è stato scampo per i 2 ragazzi, insomma. Nonostante la pericolosità della situazione, con la carreggiata quasi tutta ostruita, nessuno si è fermato, non tanto per curiosità quanto per garantire una maggiore tutela dei mezzi e delle persone coinvolte. Io insomma sono 30 anni che faccio questo lavoro e c'è sempre la paura che dopo quando ti fermi magari bloccano, perdi tempo, ti chiedono informazioni, e allora la gente tende sempre purtroppo ad andare. In questo caso però magari se si fosse fermato qualcuno, avesse creato dei rallentamenti, può essere che si fossero anche salvate le persone. Poi è difficile dirlo ovviamente col senno di poi, però potrebbe essere stato così. E parliamo di un altro incidente stradale che è avvenuto nel fine settimana a Loria, gravissimo, un 22enne di Rossano, Veneto. Una roba neanche da guardare, diciamo, ecco, perché se sapevo neanche scendevo dalla terrazza. Ho sentito lo stridere delle ruote, penso dovuto allo sbandamento e un grande botto. A parlare, ancora molto scossi, sono Beniamino e Claudio Nalesso, che abitano nella villetta di via Cappuccini a Loria, davanti alla quale all'alba un'auto ha abbattuto parte della recinzione di cemento armato e il pesante cancello di ferro. Alla guida un 22enne di Rossano Veneto, ricoverato in gravissime condizioni al Cafoncello, con ferite molto serie alle gambe. Mi sono trovato stasera un po'... lasciamo perdere, insomma, ecco, perché non auguro di vederla a nessuno. Il 22enne stava rincasando dopo una serata trascorsa con gli amici nel Trevigiano. Subito dopo una curva, forse per un colpo di sonno, forse per l'alta velocità, ha perso il controllo dell'auto uscendo di strada e schiantandosi contro il muretto. Completamente distrutto il veicolo, tanto che il giovane è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Sul posto l'elisoccorso che l'ha condotto in condizioni disperate all'ospedale di Treviso. Una strada, via Cappuccini, già teatro di incidenti stradali molto gravi, come ci conferma Claudio Nalesso. Anche qui lo scorso inverno una macchina ha perso il controllo da dopo la curva e per fortuna non si è fatto nulla, il ragazzo ha solo rotto la coppa dell'olio sul marciapiede, però da 35 anni che siamo qui penso sia minimo una decina di incidenti, uscite di strada prima della curva, dopo la curva, sulle recinzioni dei vicini. Questa volta è capitato alla nostra, prima o dopo, se continua così, ci sarà il morto. Perché la gente corre qua? Sì, anche di notte magari c'è meno traffico, ma al mattino presto, quando la gente va al lavoro, i sorpassi su questo rettilineo da dopo la curva fanno veramente paura. Anche a me, quando magari attendo il mio collega che viene a prendermi per andare al lavoro, mi sposto sempre perché fanno veramente paura. La ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale spetta ora agli agenti della Polstrada di Castelfranco Veneto. E a Valliona il papà di Filippo Cortivo, il quindicenne deceduto a causa di un incidente stradale, torna a parlare della pericolosità della strada dove suo figlio ha perso la vita 2 settimane fa. Per noi c'è Daniele Garbin con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina, proprio con Flavio Cortivo. Buongiorno Daniele.
Filippo, buongiorno ai telespettatori, confermo, siamo ad Orgiano, siamo proprio tra l'incrocio tra via Perara e via Camuzzane, proprio con me c'è Flavio Cortivo che è il papà di Filippo, il ragazzino di 15enne, la promessa del karting veneto, scomparso proprio in questo punto in un incidente stradale dopo 2 giorni di agonia. Ecco, i funerali li abbiamo seguiti con partecipazione di oltre migliaia di persone al campo sportivo, chiediamo subito come sta e come sta la sua famiglia, solamente sono sconvolti a distanza di tempo, penso che attestati di stima ne abbiate ricevuti, vero? Sì, voglio ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini, è stato un periodo proprio intenso, perché ci siamo permessi adesso 2 giorni un attimo di staccare, andare in montagna proprio sto weekend per riposare un po' la mente, perché non è stata facile, è stata una cosa così, a me personalmente dal 10 giugno è cambiata la vita totalmente. Cerco di avere una forza interiore che è quella che mi dà mio figlio per continuare, visto la sua passione, abbiamo fatto tutto, avete visto anche sui TG, notizie, filmati, quindi non so neanche io dove trovo tutta questa forza, però è una cosa che è dentro di me e io farò tutto per difendere e per onorare mio figlio, perché lui si è trovato qui in questo punto nel momento sbagliato. Ecco, proprio su questo, parlavamo di energia, di forza, proprio perché è avvenuto proprio così, facciamo vedere magari il punto di questo impatto, sono rimasti ancora i segni per terra, perché comunque la denuncia che intende fare in questo momento è: questo è un incrocio pericoloso, si sapeva, sono avvenuti altri incidenti e lei ha capito. Ricordiamo che la Panda che ha investito Filippo, l'autista, è indagato in questo momento con la cosa di omicidio stradale, pare che venisse ad elevata velocità in questo punto e poi anziché seguire il percorso principale ha tagliato la strada per seguire questa strada laterale e in quel momento stava arrivando Filippo sullo scooter. Ecco, lei è qui per dire: se non fosse successo, questo andava messo in sicurezza. Certo, ecco, il motivo che voglio precisare, io l'ho fatta anche personalmente questa strada, ho provato a mettermi nei panni di mio figlio e anche di altri e vi posso garantire che se questa strada fosse stata messa un po' in sicurezza con un dosso, un limite di velocità o anche una rotonda al limite, questo incidente così grave non sarebbe successo, perché abbiamo altre testimonianze, è stato un incrocio più volte, ha avuto degli altri casi, non così, però io dico da parte mia, se fossi a livello amministrazione sono indignato di questa cosa, perché si poteva evitare benissimo questa cosa, bastava solo metterlo in sicurezza. Per questo proprio abbiamo con noi la signora Elisa e proprio i residenti. Buongiorno. Buongiorno. Eravamo le persone che anche testimoni dell'incidente subito un attimo dopo che è successo, siete corsi fuori, questo è un incrocio pericoloso? Sì, posso confermare che l'incrocio è pericoloso. Nel corso degli anni ci sono stati altri incidenti non così gravi come quello di Filippo. L'incrocio sicuramente ci sono dei modi per sistemarlo, per far sì che magari gli automobilisti rallentino. Non spetta a noi dirlo, chiediamo alle autorità competenti di occuparsi di questo incrocio affinché non avvengano più incidenti di questo genere e per rendere giustizia a Filippo, che noi portiamo nel cuore. Da quel giorno è diventato un po' nostro figlio. Grazie, allora Elisa, grazie. Allora Flavio, ecco, il messaggio diretto a chi è questo che lasciamo? Questo messaggio lo voglio fare a tutti coloro, le autorità che devono intervenire prima possibile, perché qui se non si prende provvedimenti prima possibile può succedere qualche altro disastro. Questo sono convinto, io dico da papà che ho perso mio figlio e avrei voluto tanto che non succedesse, purtroppo è successo, però non deve più ripetersi. Ecco, questo è un messaggio molto importante che rivolgo a chi di competenza. Ecco, allora direi grazie ad Elisa, signora Elisa, grazie a Flavio. Per il momento è tutto da Orgiano, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbin per questo collegamento. Continuiamo a dare notizie di incidenti stradali. Purtroppo un ragazzo di 23 anni, Simone Vidona, residente a San Vito al Torre, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine a seguito delle ferite riportate dopo una violenta caduta mentre in sella la sua moto stava percorrendo la strada che da San Lorenzo in comune di Fiumicello, Villa Vicentina, porta ad Aquileia. Il Centauro ha perso il controllo del mezzo e secondo una prima ricostruzione dell'impatto è stato
trovato scaraventato a circa 40 metri rispetto al punto d'impatto. Non risultano coinvolti altri mezzi o persone. Il giovane è stato rianimato sul posto prima del trasferimento in ospedale. Stroncato da un malore in canonica, forse dovuto al caldo, trovato esanime il sacerdote della parrocchia di Beolo a Conselve. Le luci accese di mattina, le finestre chiuse con le tapparelle, nessuna risposta al cellulare. L'allarme è scattato sabato mattina e poco dopo la tragica scoperta il corpo senza vita di Don Gianni Masina era nella camera da letto della canonica di Beolo a Conselve. Nella stanza c'erano 2 ventilatori accesi. Il sacerdote aveva 84 anni e è stato stroncato da un malore, forse provocato dal gran caldo. Il suo corpo esanime già da molte ore. I soccorritori arrivati sul posto hanno stabilito che era deceduto per cause naturali. Sono stati i parrocchiani a dare l'allarme, notando l'anomalia delle luci accese in pieno giorno. Don Masina era molto conosciuto a Conselve, era stato parroco di Beolo e qui era rimasto e continuava a celebrare messe in supporto dell'arciprete di Conselve. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per aprire la porta d'ingresso della canonica, chiusa dall'interno. Nella stanza dove si trova il corpo, 2 ventilatori accesi per fronteggiare le temperature torride di queste settimane. Il sacerdote qualche anno fa aveva fatto degli accertamenti che avevano evidenziato delle difficoltà cardiache e forse il caldo record di questi giorni ha peggiorato la situazione. È ancora una giornata di allerta in Veneto per ondate di calore ma anche per temporali sulle zone montane e pedemontane. Sono infatti previsti possibili fenomeni intensi con piogge, forti raffiche di vento e locali grandinate sulle Dolomiti e con minore probabilità sulle Prealpi. Per il resto permane la condizione di disagio fisico prevalentemente intenso su tutte le zone. Alla luce di queste previsioni il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla. Viaggiava in auto con 1 chilo di cocaina purissima, un 33enne albanese è stato arrestato dalla polizia a Padova. Viaggiava in autostrada a velocità elevata, da qui il controllo della polizia nell'area di Limenella. L'eccesso di nervosismo e un'evidente fasciatura a una mano hanno insospettito gli agenti della squadra mobile di Padova, che hanno pensato di dare un'occhiata approfondita all'auto di un albanese di 33 anni in possesso di regolare permesso di soggiorno, residente in provincia di Bergamo. Notato il piantone centrale dell'auto bloccato, gli agenti hanno scoperto un congegno elettronico che ha permesso di accedere a un vano dove era nascosto un panetto con 1 chilo di cocaina purissima. Per lo straniero è scattato l'arresto. La droga avrebbe fruttato oltre 100.000 euro rivenduta al dettaglio. Un'importante operazione antidroga è stata messa a segno dalla polizia locale di Bassano, denunciati 2 giovanissimi, uno dei quali è minorenne. Usavano il parco Pistorello di San Vito come deposito della droga e punto di ritrovo per iniziare l'attività di spaccio. 2 giovanissimi italiani sono stati individuati, fermati e denunciati dalla polizia locale di Bassano del Grappa con l'unità cinofila. L'attività di controllo era stata decisa dopo alcune segnalazioni ed effettuata in orari inconsueti, ossia all'imbrunire. Sono stati intercettati 2 ragazzi, uno di 16 anni e uno di 18, italiani. Hanno recuperato della droga che a prima vista è sembrata pronta per la vendita. Si trattava di hashish, sostanza sequestrata assieme ad alcune centinaia di euro di cui i 2 erano in possesso. Il fiuto del cane antidroga Max si è poi spostato dagli abiti dei 2 giovanissimi spacciatori ad un punto specifico del parco. Il cane poi si è concentrato su un albero in prossimità del controllo di questi 2 ragazzi. E dall'albero è cascata una dose molto importante di più di 30 grammi di sostanza stupefacente. La coppia a cui è stato contestato il reato di spaccio era attrezzata per mantenere i contatti con gli acquirenti della droga. Più telefonini che adesso abbiamo sequestrato e stiamo monitorando per aprire l'indagine sul fronte della clientela. Fondamentale nell'operazione la professionalità degli agenti in servizio e anche del cane antidroga che fa parte a tutti gli effetti dell'organico. Il nostro Max, che la polizia locale e il suo conduttore in particolare si coccola con grande attenzione, sta dando il massimo della sua professionalità. Quindi complimenti in particolare al nostro cane Max. I poliziotti avevano notato degli strani movimenti sul suo balcone. Lui, un 30enne nigeriano, una volta fermato ha tentato in tutti i modi la fuga.
Un trentenne nigeriano è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Padova con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. È successo venerdì sera a Vigonza, comune dell'Interland padovano. Gli agenti in borghese avevano notato l'uomo entrare ed uscire ripetutamente dal terrazzino della propria abitazione con atteggiamento sospetto. Alla richiesta dei documenti, l'uomo avrebbe reagito spintonando uno dei due poliziotti e tentando la fuga. Bloccato, dopo un breve inseguimento, avrebbe continuato a scalciare e urlare, scappando nuovamente. Al secondo fermo, secondo quanto riferito dagli uomini della questura, avrebbe preso a morsi i poliziotti nonostante fosse stato ammanettato. La successiva perquisizione dell'uomo e della sua abitazione avrebbe portato al rinvenimento di 15 dosi di eroina per un peso complessivo di oltre 16 grammi e di 900 euro in contanti, tutto materiale sequestrato. L'uomo era già stato condannato nel 2022 a 1 anno e 7 mesi per reati analoghi. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha attivato l'ufficio immigrazione per avviare le procedure di revoca del permesso di soggiorno. Un imprenditore edile trevigiano ha minacciato con una pistola un professionista di Cassola, siamo quindi alle porte di Bassano del Grappa, esigendo un pagamento superiore a quello pattuito per alcuni lavori ed è scattata la denuncia. Armato di pistola, esige di essere pagato pretendendo una somma superiore a quella pattuita. Deve rispondere di minaccia aggravata dall'utilizzo di arma un imprenditore edile di 51 anni, titolare di una ditta nel Trevigiano. L'uomo si era recato nell'abitazione della sua vittima, un 43enne amministratore di una società immobiliare che vive a Cassola, per riscuotere non solo i soldi di un lavoro che aveva fatto, ma esigendo molto di più. Tra i due era scoppiata una lite fino a che il 51enne ha iniziato a minacciare l'amministratore facendo intravedere, nascosto ma non troppo, sotto la giacca, il calcio di una pistola. Sotto la pressione dell'intimidazione, la vittima si era vista costretta a promettere il versamento della somma richiesta. L'imprenditore se n'era quindi andato, sicuro di essere riuscito nel suo intento, senza però contare che il 43enne cassolese si è subito rivolto ai carabinieri della stazione di Romano Dezzerino. I militari, coordinandosi con i colleghi trevigiani, hanno avviato un'operazione congiunta che li ha portati a bloccare il soggetto. Dalle perquisizioni, nell'auto del 51enne è stata trovata, nascosta nel portaoggetti del sedile anteriore, proprio la pistola scacciacani utilizzata per la minaccia, oltretutto privata del tappo rosso, e per lui è scattata la denuncia. Ed era già finito nei guai per un accoltellamento a febbraio e per nuove minacce. Ora per un 52enne del Maniaghese scattano i domiciliari. Detenzione domiciliare per un 52enne del Maniaghese raggiunto dai carabinieri della stazione di Maniago in esecuzione di un provvedimento della procura di Pordenone. L'uomo, che stava già scontando una condanna definitiva a 10 mesi per atti persecutori commessi fino al 2019 a San Vito al Tagliamento, era in affidamento in prova ai servizi sociali. Una misura che ora è stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste dopo diverse violazioni delle prescrizioni. Tra gli episodi più gravi, quello del 15 febbraio 2026 all'interno del locale Sorsi e Morsi di Maniago. Secondo la ricostruzione, l'uomo, in stato di alterazione alcolica, avrebbe aggredito l'ex marito della compagna, colpendolo con un coltello all'addome, provocandogli una ferita guaribile in 10 giorni. Durante il processo, il 52enne ha provato a giustificarsi con una versione dei fatti ritenuta non credibile, dicendo che tutto sarebbe legato a un problema di salute. Ha infatti sostenuto che l'alterazione fosse dovuta a un elevato tasso di glicemia e ha aggiunto che la vittima si sarebbe ferita da sola, spiegando si è infilzato da solo in quanto, muovendosi avanti e indietro, andava addosso a me che tenevo in mano un coltello svizzero. Non solo, nei mesi successivi l'uomo avrebbe continuato a rivolgere minacce alla stessa persona, anche davanti ai carabinieri, arrivando a dire che gliel'avrebbe fatta pagare. Per il Tribunale di Sorveglianza questi comportamenti dimostrano la mancanza di consapevolezza della gravità dei fatti e hanno portato alla revoca dell'affidamento in prova. I carabinieri quindi lo hanno accompagnato nella sua abitazione, dove sconterà la pena in detenzione domiciliare fino al 27 dicembre 2026. Rimanendo in Friuli, è stato denunciato un 50enne del Cividalese che è ritenuto responsabile di avere imbrattato il monumento dedicato a Norma Cossetto.
Aveva suscitato clamore e indignazione quanto accaduto lo scorso 14 febbraio a Cividale. Il monumento dedicato a Norma Cossetto era stato imbrattato e poco distante, sulla panchina dell'amore di Giulietta e Romeo, erano stati posizionati 2 cuori di maiale. Ci sono voluti 4 mesi e mezzo di incessanti attività di indagine da parte di Carabinieri, Polizia di Stato di Cividale, con la collaborazione della Polizia Locale del Friuli Orientale, per arrivare a identificare un 50enne del cividalese ritenuto responsabile di quel gesto. Il monumento e la panchina non erano completamente coperti da sistemi di videosorveglianza e le indagini si erano incentrate soprattutto alla ricerca di testimonianze e sull'analisi delle telecamere pubbliche e private limitrofe. Gli indizi che hanno portato a individuare l'imbrattatore sono arrivati però dai social. I carabinieri della stazione di Torreano, nel corso di controlli sulle piattaforme, hanno notato che sul proprio profilo social un cividalese, giorni prima dell'evento ed in maniera predittiva, aveva effettuato una sorta di rivendicazione del gesto, aggiungendo frasi di forte disprezzo nei confronti del monumento dedicato a Norma Cossetto. Gli approfondimenti svolti sul conto dell'uomo hanno permesso di ricostruire i momenti antecedenti e successivi dell'imbrattamento, notando che indossava una maschera e capi di abbigliamento facilmente identificabili. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire la maschera, l'abbigliamento completo e altri strumenti utilizzati per la commissione del deprecabile gesto. Tutto è stato sottoposto a sequestro e il 50enne è stato denunciato in stato di libertà. Era stato trovato senza vita nella mattina di martedì nelle pertinenze dell'ospedale di Pordenone dopo essersi allontanato dal pronto soccorso da cui era stato dimesso. La procura ora ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e iscritto un medico nel registro degli indagati come atto tecnico. La vittima è un 64enne di Azzano X. I familiari hanno presentato un esposto per chiarire le ore precedenti al decesso. Al centro degli accertamenti la gestione delle dimissioni e le comunicazioni con i parenti. Era un passo dal completare il suo corso di studi allo UAV di Venezia. Eleonora Bigon, la studentessa 22enne deceduta giovedì sera a Borgorico. Ora l'Ateneo veneziano avvierà il percorso per attribuirle una laurea alla memoria. Lei stava completando il suo esame di laurea che avrebbe dovuto discutere a fine luglio, quindi non so se ce la faremo con i tempi, perché comunque sono processi che hanno un loro iter e c'è comunque una burocrazia da sostenere, però ci impegneremo, penso di poter parlare anche a nome dei colleghi che ci impegneremo per farlo, insomma, insieme a tutto l'Ateneo. Un impegno per Raffaella Fagnoni, la docente dello UAV di Venezia, titolare dell'ultimo insegnamento brillantemente superato da Eleonora Bigon. Aveva sostenuto l'esame proprio con lei giovedì la studentessa di Borgorico di 22 anni, pronta per laurearsi alla fine di luglio. L'appuntamento con il destino ha fermato il suo cuore a poche centinaia di metri da casa. L'auto ribaltata nel fossato dopo che, per cause ancora tutte da chiarire, aveva finito la sua corsa contro un ponticello di cemento. Una rosa rossa galleggia in quel fossato di via Roma. Eleonora era un tocco di colore con i suoi 22 anni di sogni, di energia e di impegno anche nello studio, come ricorda la docente Fagnoni. Era una ragazza solare, io ho apprezzato proprio il fatto che durante tutto il laboratorio il loro gruppo era sempre il primo a arrivare, l'ultimo a andare via, e hanno affrontato tutto il periodo, anche le difficoltà, anche i momenti più difficili, perché lo sviluppo di un progetto è qualcosa che prende anche molto emotivamente, passionalmente. Io stimolo molto i ragazzi in questo senso, perché comunque dico sempre che loro devono cercare di staccarsi da quello che è, diciamo, una massa, no, di persone più o meno tutte uguali, e cercare di trovare un qualcosa che li faccia volare più in alto. Mentre le indagini condotte dai carabinieri vanno avanti, un piccolo sollievo al dolore infinito della famiglia, degli amici, dei compagni di corso dello UAV e dei suoi docenti potrebbe arrivare da quella loro, il coronamento di un percorso di studi insignito alla memoria di Eleonora Bigon, una giovane brillante studentessa già ammessa, grazie alla sua capacità, al corso di laurea magistrale.
Attorno alle 22 di ieri sera i vigili del fuoco del distaccamento di Castelmassa sono intervenuti a Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo, per soccorrere un cucciolo di daino che si era smarrito. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il giovane animale, verificandone le condizioni. Dopo aver consultato un veterinario è stato accertato che il cucciolo non presentava ferite. Su indicazione del veterinario, considerata la giovanissima età dell'animale e la forte probabilità che la madre si trovasse nelle vicinanze, è stato deciso di rilasciarlo immediatamente nel suo ambiente naturale. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa 2 ore. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra poco per parlare di problemi legati alla movida a partire da Roncade. Hanno rotto bottiglie, hanno fatto i loro bisogni un po' in giro, hanno rubato sedie, hanno occupato spazi di altre attività, rovinando anche l'attrezzatura che c'è fuori nei locali. E poi le bottiglie lasciate a terra quasi nascoste o gettate direttamente sulla riva o peggio dentro il fiume. È lo scenario al quale i commercianti di piazza Primo Maggio a Roncade si trovano ad assistere ogni sabato e domenica mattina. La denuncia dall'associazione Roncade Viva, nata per unire, tutelare e promuovere le attività commerciali, artigianali e i servizi del territorio. I protagonisti dei vandalismi, giovani ragazzi che frequentano un locale della piazza e che a una certa ora di notte si spostano sporcando, rompendo e addirittura rubando l'arredo di alcuni bar della zona. La settimana scorsa hanno tentato di dar fuoco all'espositore dei dépliant di un'agenzia di viaggi che sta vicino al mio negozio. Insomma, siamo assediati tutti i fine settimana, alcune signore che erano andate a mangiare in un ristorante lì vicino e avevano parcheggiato la macchina nel parcheggio nei pressi di dove questi ragazzi si trovavano, e sono state anche non molestate ma infastidite da questi ragazzi, tant'è che sono scappate via velocemente. Così a Roncade, mentre a Treviso i gestori di un ristorante sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine alle 22 perché allertati a causa della confusione. Ci hanno chiesto la documentazione, che noi avevamo già tutto quanto a posto, pagamento della SIA e documenti vari, e loro si sono anche un po' messi a sorridere, poverini, perché hanno ben altro a cui pensare che a una cena fra amici con un po' di musica di sottofondo. La cosa ci dispiace perché noi stiamo cercando di presidiare questa zona dove sarebbe completamente buia e presa dagli sbandati. Come sanno tanti nostri vicini, quello che succede qui intorno, soprattutto per avere il CERD proprio qui vicino. E durante queste serate ci sono anche problemi di coma etilico e un super lavoro per i sanitari del 118, come è accaduto sabato notte in centro a Trieste. A Trieste. Malori e coma etilici in una città gremita di persone, in particolare nelle zone della movida cittadina. È stato un sabato notte molto impegnativo per il personale del 118 e delle forze dell'ordine per numerose richieste di intervento per problemi legati per lo più all'abuso di alcol. I casi più gravi: 3 persone sono state soccorse dai sanitari perché in coma etilico. Un uomo di 48 anni è stato trovato in stato di incoscienza su una panchina in piazza Garibaldi e un'ambulanza lo ha portato a Cattinara. Poche ore dopo, in via Torino, anche un giovane di 26 anni ha accusato un grave malore a causa dell'eccessivo consumo di alcol. Anche lui è stato soccorso dal personale sanitario e ricoverato a Cattinara. Soccorso in coma etilico anche un 32enne nella zona delle Rive. I soccorritori, impegnati senza sosta per tutta la notte, descrivono una città affollata e presidiata da gran dispiegamento di forze dell'ordine tra la Polizia di Stato, dei reparti speciali antisommossa in servizio al reparto mobile di Padova e di Torino, gli antisommossa dei Carabinieri di Gorizia, la Polizia Locale di Trieste e gli steward urbani della ditta GIS. Per combattere il disagio giovanile c'è un piano triennale di politiche giovanili che si chiama Prendo Spazio. Siamo in provincia di Treviso, che attiva delle iniziative concrete di partecipazione e aggregazione coinvolgendo 37 comuni. Il
disagio giovanile rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per i territori, tra difficoltà di aggregazione, fragilità sociali e bisogno di nuove opportunità di partecipazione. Proprio in questa direzione si inserisce il piano triennale di politiche giovanile della Regione Veneto. Si chiama Prendo Spazio, il progetto che vede come comune capofila Spresiano e che coinvolge l'ATS, l'ente associativo che coordina i servizi sociali e le politiche di inclusione per i 37 comuni del Trevigiano. L'obiettivo è mettere al centro i giovani del territorio attraverso azioni concrete basate su aggregazione, creatività, cittadinanza attiva e nuove opportunità. Da chi si affaccia al mercato del lavoro, al tema della ricerca abitativa, quindi i giovani adulti, a chi invece cerca di capire qual è il proprio posto nel mondo, quindi esce dall'adolescenza e si affaccia all'età adulta. Ecco, bisogni diversi, criticità di sicuro, quindi ci rivolgiamo, l'attenzione ai ragazzi più fragili, ma non è esclusivamente a loro. Aboliamo la logica ghettizzante e lavoriamo insieme nell'ottica della peer education. Creiamo contesti positivi in cui i giovani si incontrino e tra di loro scambino esperienze e forze buone per crescere insieme. Il programma, che vede coinvolti diversi partner, si rivolge ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 35 anni e punta a costituire percorsi condivisi che favoriscano partecipazione, crescita personale e inclusione sociale. I progetti vanno dall'operatività di strade e di comunità all'aprire nuovi spazi aggregativi e supportare le biblioteche perché diventino degli spazi di socializzazione oltre che di lettura, di prestito e scambio libri, eccetera, eccetera. Abbiamo aperto una dimensione legata al tema della casa, anche qui abbiamo intercettato, previo il bando appunto che ha affidato tutti questi incarichi, un soggetto del terzo settore che si occupa di housing, quindi specializzato, però tentando di aprire la dimensione sui giovani, perché parlare di politiche giovanili oggi non può prescindere da parlare anche di casa. Un investimento sulle nuove generazioni che mira a rafforzare il legame tra giovani e comunità locali, offrendo strumenti e spazi per esprimersi e contribuire anche alla vita del territorio. È un progetto a cui tengo veramente tanto, è molto importante per i nostri giovani, ma soprattutto per le famiglie, perché è sicuramente importante dare un supporto a queste realtà e far sentire che i comuni insomma ci sono e sono vicini. Un altro problema invece è quello che hanno i ancora più giovani, sono i bambini degli asili nido che in queste giornate sono andati oltre i 30 gradi, in particolare c'è polemica a Venezia dove sono stati tolti i termometri che erano stati installati dai genitori per monitorare la temperatura. L'assessore Maica Cantona di Venezia ha annunciato un piano strutturale per rendere le scuole più confortevoli, ma secondo la UIL si tratta di parole al vento. La UIL ha scritto al prefetto per denunciare la situazione. Noi abbiamo avuto una brutta sorpresa purtroppo in questi giorni. Il termometro con il quale avevamo rilevato i 30 gradi nella stanza dove i bambini svolgono la loro attività tutto il giorno è stato rimosso. Ci è stato detto che poteva essere per un malfunzionamento apparente del termometro, abbiamo provveduto come genitori ad acquistarne uno nuovo, lo abbiamo portato in struttura per poi scoprire il giorno dopo che comunque era stato rimosso. La sala grande in un sottotetto, due pinguini che da soli non riescono a raffreddare la grande stanza dove i bambini piccolissimi dell'asilo nido svolgono le attività e dove alle 8 del mattino il termometro segna già 30 gradi. Quello stesso termometro che è stato fatto togliere perché portato dai genitori, mentre le misurazioni sono consentite solo ad addetti comunali. Peccato però che queste misurazioni non le vediamo, quindi andiamo a chiedere fortemente che vengano effettuate le misurazioni e che si effettuino i lavori durante il periodo di chiusura della struttura, così come fu fatto nel 2022 per dei lavori di ammodernamento dell'impianto elettrico che portarono alla rimozione delle pale a soffitto, anche promettendo una predisposizione per l'impianto di condizionamento fisso di cui poi non si è fatto più nulla. Speriamo tanto di essere ascoltati. Dal Comune infatti la nota in cui viene spiegato che il monitoraggio nelle strutture educative comunali prosegue e proseguirà. Una situazione d'emergenza, quella che sta attraversando Venezia, bollino rosso per le alte temperature insieme ad altre 17 città italiane, ma su cui i genitori dei bimbi non sono d'accordo. Le rappresentanti dei genitori del Nido del Ciliegio ormai sono anni
anni che sottolineano la peculiarità di questa struttura e il fatto che sia una condizione normale e non emergenziale. Risposte immediate per l'emergenza, ha annunciato l'assessora Canton, e un piano strutturale per scuole più confortevoli ed efficienti. Il sindaco Venturini, a un mese esatto dal suo insediamento, annuncia che entro 5 anni tutte le strutture comunali verranno adeguatamente attrezzate. Caldo che colpisce anche gli stessi lavoratori nelle strutture con mancanza di sicurezza per la salute. La UIL ha inviato una lettera al prefetto. Situazioni paradossali, siamo arrivati a toccare i 40 gradi in una lavanderia del nido Fiordaliso, siamo arrivati a 40 gradi nel nido Melograno in cucina, siamo arrivati a 38 gradi nella scuola dell'infanzia Volpi e potremmo fare un elenco che non finisce più. Abbiamo chiesto al Comune di Venezia di intervenire e di ridurre l'orario di apertura del servizio, evitando le ore più calde. Da CGIL e CISL invece l'appello affinché l'ordinanza caldo emanata dalla Regione venga realmente applicata. Dalla CISL la denuncia proprio per la scarsa applicazione delle prescrizioni di sicurezza. A fronte di questa situazione, i vertici della CISL infatti chiedono interventi strutturali e un immediato cambio di passo. Ultima pagina, parliamo di politica, andiamo a Vicenza per vedere come, insomma, fare un bilancio della visita di Roberto Vannacci. C'è stato il pienone al Teatro Comunale dove ha parlato, ma ci sono stati anche dei cortei di contestazione. Sentiamo, ci racconta tutto Daniele Garbin. La temperatura a Vicenza oggi è calda, ma ieri, che altrettanto era illuminata dal sole, era diventata ancora più rovente per la presenza del generale Roberto Vannacci, che è venuto a Vicenza. Insomma, la sua presenza non è passata sicuramente inosservata. Ci sono state anche delle manifestazioni qui all'esterno del Teatro Comunale, proprio in contrarietà alla sua venuta. Era qui per presenziare un incontro che era stato organizzato per portare la solidarietà a Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo, che è in attesa della sentenza della Cassazione dopo l'uccisione di 2 banditi, e lui, insomma, ha già rimborsato, ha già risarcito le vittime. Questo è un tema che era importante, che è stato trattato, ecco, presente con me Cristina Zannini, ecco, della consigliera comunale di Monticello Conteotta, appartenente ora al movimento passato da Fratelli d'Italia a Futuro Nazionale. Ecco, cosa è successo ieri? Che cosa si è parlato? Ma ieri è stato un incontro molto sentito, molto partecipato e direi anche molto ben organizzato dall'ex senatore Alberto Filippi. Si è visto sul palco, come ha correttamente detto, il protagonista indiscusso della giornata, ovvero sia Roberto Vannacci, che dialogava con il giornalista Giuseppe Cruciani. Ma si è vista anche tra la platea, che ripeto era molto partecipe all'evento, anche importanti referenti del neocostituito partito di Futuro Nazionale, ovvero sia l'ex consigliere regionale Gio Formaggio, il referente per il Nord Guido Giacometti, il referente cittadino Stefano Boschiero. Quindi molto calda sì la situazione sia dentro che fuori, diciamo. Ecco, infatti la notizia è stata proprio questa: nel pomeriggio verso le 17:30 si è radunata in piazzale San Lorenzo il gruppo dei dissidenti, comunque dei centri sociali, che hanno voluto portare loro il dissenso, molto colorito, ma si sono fermati qui all'esterno, diciamo qualche centinaio secondo la questura. Hanno imbrattato poi le pareti, alcune sono già state coperte, insomma, denunciando, dando dei fascisti, ecco, ai presenti all'interno. Ecco, questa è stata, per fortuna non si è tradotta poi una violenza vera e propria, però c'era stato un invito semmai a un confronto civile. Cos'è successo all'interno? Assolutamente sì. Allora, per mia opinione, manifestare è anche un'idea diversa, quando però operiamo nei limiti della legalità è sempre legittimo, non ovviamente con le iniziative che purtroppo sono state assunte. Ma vorrei far presente che lo stesso Roberto Vannacci si era manifestato favorevole a che ci fosse una partecipazione anche in sala da parte di qualcuno dei rappresentanti per dialogare su quelli che erano i punti, diciamo, all'ordine del giorno dell'evento, perché comunque da un confronto può sempre emergere qualche idea nuova ed idea che può essere assolutamente positiva.
Ecco, diciamo che sostanzialmente si è passati poi a parlare della legittima difesa, insomma temi forti, è sempre legittima o comunque va rivista, ecco, queste riforme di legge, parlavamo prima tra i presenti, c'era anche l'imprenditore Zancan e il benzinaio Stacchio che sono stati protagonisti anche per le reazioni che ci sono state, poi motivo di discussione sull'uso delle armi e comunque sulla reazione. Come vi siete lasciati e come si è concluso poi l'evento? L'obiettivo dell'evento era anche di portare qualche iniziativa concreta e infatti ci si è lasciati con che cosa? Con un patto proposto dall'organizzatore appunto Alberto Filippi e sottoposto all'attenzione di Roberto Vannacci, ovvero sia ritrovarci qui, sempre a Vicenza, magari sempre in teatro, tra 12 mesi per valutare quelle che sono state nel mentre e che saranno anche in futuro le iniziative di futuro nazionale proprio sul tema della legittima difesa, della necessità di rivedere anche le norme di natura civilistica sul risarcimento che viene dato alle vittime, che in questo caso, ricordiamo, non sono gli aggrediti ma gli aggressori purtroppo. Rimaniamo a Vicenza per parlare del progetto della TAV in uscita dalla città, perché montano le polemiche politiche dopo la diffusione di una nota di RFI che ufficializza la scelta dello scavalco del Montone. Il sindaco Possamai ribadisce che niente è ancora deciso. La partita è assolutamente ancora aperta per quanto riguarda lo scavalco, nel senso che gli errori del passato di chi non ha vigilato vanno assolutamente sistemati e quindi in tutte le sedi, in tutte le attività progettuali che adesso dureranno anni, chiederemo e rivendicheremo che lo scavalco non può essere pensato e costruito così come è stato pensato nel 2022. Questo in sintesi il messaggio che il sindaco e la sua giunta hanno voluto portare fisicamente sul posto ai residenti di 7K, allarmati per il comunicato diffuso dagli ambienti di Fratelli d'Italia che anticipava una nota di RFI che ufficializzava la scelta a raso per il terzo lotto funzionale della TAV, l'approvazione definitiva quindi della realizzazione dell'imponente viadotto tanto contestato. Un messaggio fuorviante secondo il sindaco. Il comune in questi anni ha fatto valere le sue posizioni in tutte le sedi, siamo andati a Roma tantissime volte, abbiamo fatto 1000 incontri con IRICAV e con RFI, la nostra posizione è ferma. È particolarmente surreale che accuse di questo tipo arrivino da chi è il vero responsabile per cui è stato spostato lo scavalco da fuori città in città. Un tema caldo che ora sarà discusso giovedì nel prossimo Consiglio Comunale. Nulla è ancora deciso. No, assolutamente no. RFI è una struttura tecnica, non è una struttura che decide. Dove si decidono le cose è quando un progetto definitivo viene pubblicato, c'è una conferenza dei servizi, c'è la regione che deve dare il proprio parere, che è vincolante, quello della localizzazione urbanistica dell'opera, e lo fa sentiti i comuni. È chiaro che il Comune di Vicenza sul tema dello scavalco porterà ovunque, come ribadito dal Consiglio Comunale, il proprio niet all'opera dentro il proprio territorio comunale. Il problema vero è chi sta facendo politica sulla pelle dei cittadini, inventandosi cose che sanno benissimo non essere vere, ma soprattutto creando un cortocircuito istituzionale pesantissimo. Il fatto che sia uscita una nota da parte del Ministero, una PEC alle 7:30 del venerdì sera, senza che ci sia stata una nota che spiegava quali sarebbero state le novità e che invece l'abbiano annunciato i consiglieri comunali di opposizione, dà l'idea di quanta sia la confusione e la tensione all'interno del centrodestra. L'istituzione del Tribunale di Bassano e della Pedemontana continua a tenere banco nel dibattito pubblico, lo ha fatto anche recentemente durante il nostro talk show Focus. È un grande passo in avanti per il Veneto, finalmente si investe davvero sulla giustizia in Veneto e credo che divisioni su questo non dovrebbero essercene, perché ripeto, non si toglie nulla a nessuno, si aumenta la pianta organica di magistrati e di personale. Semmai ci sarà una diminuzione di che cosa? Del carico di lavoro di ogni singolo tribunale interessato e questo credo sia semmai un vantaggio. Il sottosegretario padovano alla giustizia Andrea Ostellari ne è convinto. L'istituzione del Tribunale di Bassano e della Pedemontana, insomma, tiene sempre banco. Ha acceso anche il dibattito di ieri sera tra gli ospiti di Focus. Il governo ribadisce che le risorse ci sono, eppure... Perché si è contrari? Perché una parte della magistratura è contraria, l'avvocatura è contraria? Ecco, credo questo sia il primo dato
interessante e importante da cui partire. Non è mai successo che tutti i consigli dell'ordine del distretto di Venezia e tutti i dirigenti degli uffici interessati a questa prospettiva abbiano espresso delle ragioni di contrarietà. Alle affermazioni dell'ex presidente della Corte d'Appello di Venezia, Carlo Citterio, la consigliera regionale con delega ai giovani, Morena Martini, replica. Quello che non capisce il territorio della Pedemontana, che non chiede un tribunalino, non chiede un tribunale piccolo, chiede un tribunale che dia ragione d'essere a un territorio molto vasto che va e che tocca le province di Treviso e anche la provincia di Padova. La ragione per cui noi vogliamo che il tribunale venga aperto sono ragioni che poggiano sia sull'efficienza di questo tribunale, sia sul fatto che aprendo questo tribunale della Pedemontana andiamo anche a sgravare naturalmente il carico di lavoro che è presente negli altri tribunali. Sono stupita del fatto che si dica di no all'apertura di una nuova sede di giustizia in Veneto. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG. Era scappato 2 anni fa dal Venezuela per sfuggire alla vendetta dei fedelissimi di Maduro. Oggi vive in Friuli ed è un riferimento per i contatti e le organizzazioni che stanno mandando aiuti umanitari alle popolazioni colpite dal sisma. Finora i morti accertati sono circa 2.000, ma si contano almeno 40.000 dispersi ed sono numeri che sono destinati a salire. Stiamo lavorando tantissimo per fare tutto quello che possiamo per inviare per fare arrivare il maggior numero possibile di aiuto per tutte quelle persone che sono colpite per questa disgrazia, per questo. Luis Leopoldo González è un medico venezuelano. 2 anni fa, dopo la fine del regime di Maduro, fu costretto a lasciare il paese per non finire vittima della vendetta dei fedelissimi del dittatore. Era infatti considerato un attivista. Riuscì a scappare dal paese e a raggiungere l'Italia ed oggi la sua presenza ad Udine è un punto di riferimento per la raccolta e l'invito di aiuti alle popolazioni colpite dal sisma. Che cosa possiamo inviare? Che cosa è lo meglio che possiamo inviare? I guanti sterili, guanti per il personale di salute. Frutti secchi, mandola, noci, tutto quello, vitamina K per quello della sangue, jeringas, questo cibo in latta. Ricordiamo che là non abbiamo, nella zona del disastro, non abbiamo gas, elettricità, non abbiamo niente. Fermo. Tanti friulani che in passato hanno lasciato la loro terra per cercare lavoro e fortuna in Venezuela. Oggi la presenza di nostri corregionali è diminuita, ma il legame rimane ancora forte. Noi abbiamo tanti italiani, spagnolo, portoghese, tante persone che hanno arrivato al nostro paese per fare una vita là. Tante persone che vogliono fare qualcosa e stiamo lavorando con l'unità di crisi della Farnesina e tante organizzazioni internazionali che lavorano con questo dell'aiuto umanitario e possiamo inviare tutto quello che possiamo, soprattutto anche delle informazioni, quindi il numero di telefono che facciamo vedere. Il numero di telefono, sì, è il numero di telefono per comunicare, si può comunicare con noi. Ed ora voltiamo pagina, parliamo della qualità dei laghi nel Bellunese, lo facciamo con Fabio Fioravanzi. Lago di Santa Croce, il secondo lago più grande del Veneto dopo il lago di Garda. Siamo con Sandra De Ola, presidente della Lega Navale per la sezione di Belluno, e con il portavoce della Goletta dei Laghi, Emilio Bianco. Lago di Santa Croce e laghi bellunesi che si confermano puliti. Sì,
Anche quest'anno siamo andati a campionare appunto 4 laghi qui nel Bellunese, Santa Croce, Mis, Corlo e il Centro Cadore, e come tutti gli anni possiamo confermare l'ottima qualità delle acque. Le analisi ovviamente che andiamo ad indagare, le analisi microbiologiche sono con dei valori bassissimi. Una precisazione: ovviamente noi non ci vogliamo sostituire ai controlli che fa l'ARPA Veneto, che vanno benissimo, e quindi se ARPA Veneto dà dice che è balneabile, noi vogliamo semplicemente andare ad integrare questo lavoro che fa l'ARPA per capire se ci sono eventuali criticità nel lago, per risalire a queste criticità e quindi avvertire le autorità competenti che possono intervenire in maniera repentina. Per voi che avete un'attività, una scuola, tanti bambini, tanti ragazzini che vanno sul lago, poter dire che l'acqua su cui vanno in barca è pulita quanto è importante? Importantissimo, veramente molto importante, e comunque anche noi ci teniamo tanto a contribuire che questa acqua sia pulita con la formazione dei nostri ragazzi. La gente, quella non in barca, secondo lei come si comporta? Oddio, quella dobbiamo un po' educarla, però cominciamo a vedere qualche risultato appunto con la persistenza. Abbiamo detto bene dei laghi bellunesi, ma per capire, ma tutti i laghi italiani stanno bene o quelli bellunesi possono vantarsi di stare meglio di quanto non siano gli altri? Allora, non tutti i laghi italiani hanno le stesse condizioni ovviamente, diciamo che qui siamo tra le eccellenze. Questo è fuori di dubbio. È ovvio, altri laghi italiani avendo una differente collocazione, un differente carico antropico, pensiamo soprattutto ai grandi laghi. Per quanto riguarda il Veneto, potete immaginare che il lago di Garda... Noi siamo in onda in tutto il Veneto. Come sta il Veneto allora? Non posso darvi i dati del lago di Garda perché li daremo domani, avremo la conferenza stampa pubblica domani, però diciamo appunto quelli che nel complesso bene. Diciamo bene, appunto, soprattutto queste zone che sono, come dicevo, un'eccellenza per tutto il territorio, ma per tutta Italia, e sotto tanti punti di vista, come facevamo riferimento anche in conferenza stampa, anche sotto l'aspetto per esempio della gestione dei rifiuti, siamo in un territorio virtuosissimo, sempre ai primi posti nelle classifiche, e speriamo, ci auguriamo che rimanga sempre tale e che anzi sia da esempio per tutti gli altri territori. Ed ora scendiamo a Venezia, andiamo in piazza San Marco per parlare vedere, ascoltare soprattutto il concerto che ha tenuto Andrea Bocelli. Nel concerto più atteso tra quelli in programma in piazza San Marco è la voce di Andrea Bocelli ad incantare in uno scenario magico il pubblico della tappa veneziana del tour mondiale per celebrare i 30 anni di Romanza, l'album italiano più venduto con 20 milioni di copie. Il tenore ha portato in scena la lirica da Verdi a Rigoletto a Puccini fino al repertorio contemporaneo. L'Orchestra Filarmonia Veneta ha accompagnato il maestro, che sul palco è stato affiancato nel corso della serata dal soprano Marian Battistelli, dal baritono Roberto De Candia e dalle violiniste Rusanda Panfili e Andrea Licche in un crescendo di emozioni. In chiusura di telegiornale vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e a seguire il telegiornale di Vicenza. Poi naturalmente c'è l'appuntamento con il nostro talk show Focus, tra gli ospiti della serata Rigo Abalti, Marco Brigo, Roberto Campagnolo, Gioe Formaggio, Settimo Gottardo e Gennaro Marotta. Con questo per ora è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.